Gentili sportivi appassionati di futsal, buongiorno e ben ritrovati sul sottofondo degli applausi dei sostenitori delle squadre. E dicevo ben ritrovati da Daniele Magnani. Vi parlo dal Palazzo dello Sport Baden di Bellari, Igea Marina, a 2 passi dal mare, dove tra poco andremo a raccontarvi la gara Veneto-Sicilia categoria Under 15, valida come quarto di finale di questa avvincente edizione 2025 del torneo delle regioni ospitata qui in Romagna. Da oggi non si scherza più e si entra nelle fasi finali con eliminazione diretta che tra oggi e domani porteranno le 8 finaliste alla giornata conclusiva di giovedì 1 maggio che si terrà al Carisport di Cesena, al Palazzo dello Sport di Cesena. Organizzazione perfetta con la copertura televisiva di tutte le gare, più la trasmissione serale alle ore 20 TDR Show condotta da Lorenzo Poliselli sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Oggi con me il tecnico operatore cameraman qui al mio fianco Massimiliano Pontellini, con la regia in cabina di regia invece Vittorio Cicchetti. Vediamo subito di entrare quindi nel vivo presentandovi le due squadre che hanno già fatto, come avrete visto, ingresso in campo, formalità con gli arbitri per questa categoria che si misurerà su 2 tempi effettivi di 15 minuti. Il primo arbitro è il signor Roberto Maiorana della sezione di Faenza, cronometrista il signor Pasquale Marchica della sezione di Bologna. Le squadre mi sembra che si affronteranno alla sinistra la Sicilia con la maglia blu con intarsi rossi, mentre invece alla destra dei vostri teleschermi il Veneto in completa tenuta bianca, sia pantaloncini che maglia. Dicevo quindi prima fase dei quarti di finali, a Cesena si sta giocando in contemporanea, si giocherà a Calabria e Puglia, a Russi Lazio Marche, mentre completerà il tabellone di questi quarti di finale a Rimini, Piemonte e Emilia Romagna. Abbiamo detto degli arbitri, passiamo a darvi le formazioni, poi vi racconteremo come le due formazioni sono arrivate a questi quarti di finale e quali sono i quintetti che schiereranno i due allenatori. La Sicilia schiera comunque Maria, Belfiore, Papale, Randazzo, Vitello, Maio, Pirrera, Cicciarella, Siracusa, Pitrolino, Giuffrida e Sanna. Risponde il Veneto con Pietrobon, Olivotto, Young, Baccarin, De Faveri, Recchia, Omilan, Perazzetta, Cecchin, Luca, Savarino, Ballerini. Tutto pronto, cronometro come avete visto, come vedete, fermo sui 15 minuti perché, come ho detto in apertura, la gara si misurerà sulla lunghezza di 2 tempi da 15 minuti effettivi. Vediamo di andare subito a individuare quelli che sono i quintetti base. Il primo calcio d'inizio è per il Veneto che stenta a tenere il pallone, subito insidiosa la Sicilia che va al tiro rimpiazzato, fortunatamente fallo laterale per il Veneto. Dicevo come sono arrivate queste due formazioni che hanno chiuso la loro fase di qualificazione a punteggio pieno, entrambe con 2 vittorie. Il fa significativo che entrambe le formazioni hanno subito pochi gol, solo 2 e il Veneto addirittura 1 solamente la Sicilia. Partita che è iniziata veramente a livelli intensissimi. Dicevo, il Veneto è arrivato a questi quarti di finale, mentre è proprio il Veneto che andrà a battere un calcio d'angolo. Seguiamo questa azione perché potrebbe essere fruttifera per la formazione veneta. Poi ci concentreremo nel raccontarvi come siamo arrivati a questo. Corner sbagliato, c'è un fallo a centrocampo, poi il tentativo direttamente del portiere, però fuori misura. Dicevo, Veneto che è arrivato ai quarti di finale sconfiggendo l'Umbria con un sonoro 8-0 e la Liguria per 6-2. Intanto vediamo ancora il Veneto con numero 7, va al tiro, c'è la parata, poi
il rinvio della Sicilia che si salva in questa circostanza, ma mi sembra veramente che le due squadre stiano interpretando. Attenzione, intanto la Sicilia tenta, ma c'è un'infrazione commessa dal giocatore numero 10 Titrolino della Sicilia, che ha trattenuto l'avversario veneto dalla parte opposta, prova ad andarsene via. Home run, ma ripalla di nuovo alla Sicilia, manovra alla Sicilia, poco attendista entrambe le squadre che cercano subito di verticalizzare, triangolo che non si chiude, ma ancora palla in possesso della Sicilia con Pirrera che guadagna a sua volta un fallo laterale. Non riusciamo a distinguere, a vedere bene la linea laterale, comunque fallo laterale alla battuta la Sicilia con Pirrera, pronto il compagno, mi sembra Giuffrida con numero 11 a battere, che è anche il capitano Giuffrida. Invece cambio campo dalla parte porta, tenta l'1 contro 1, poi c'è una trattenuta, riesce comunque a mantenere il pallone sui piedi, poi viene richiamato il fallo per il numero 11 della Sicilia. Si riprende palla ancora alla Sicilia che prova a ripartire, si salva ancora in fallo laterale il Veneto, folate da una parte e dall'altra. C'è il tiro deviato, sarà corner per la Sicilia. Piuttosto elaborata la battuta, il numero 8 riesce a deviare verso la porta, Cicciarella però guadagna un altro calcio d'angolo, battuta questa volta in indietro, prova il tiro da centrocampo la Sicilia, sul fondo applausi del pubblico numeroso qui sugli spalti di Bellaria. Pallone che viene toccato, poi ancora rinviato, ancora Sicilia che manovra il pallone, ma Veneto che conquista il pallone, azione importante, tiro di esterno da parte di Perazzetta, vice capitano, che però si perde largo sulla sinistra del portiere. 2 minuti e mezzo giocati, siamo a meno 12,50, 0-0 ancora il risultato, chiusura buona del Veneto, ancora però Sicilia con possesso di palla. È spregiudicato la condotta di gara di entrambe le squadre, forse Veneto un pochino in attesa dell'errore della Sicilia. Sicilia in questa prime battute di gioco sicuramente più propositiva degli avversari, ma il Veneto conquista palla, poi allarga, attenzione, la possibilità di caricare, si immola il numero 7 siciliano, nulla di fatto ancora, rimessa dal fondo. Non c'è pausa, sicuramente si va a cercare di prima attenzione, chiude bene la difesa, ancora in avanti, ancora il Veneto in fallo laterale con Baccarini. Cambio per l'irregolarità del fallo laterale battuto dal numero 10 Cristian Luca. Rimessa per il Veneto, Baccarini in avanti, 1 contro 1, è una trattenuta piuttosto evidente ai danni di home run, che ora si prepara a battere direttamente in porta, anche se ha un compagno numero 8 Perazzetta a lui di fianco, ma mi sembrano più che intenzionato il numero 7 Ismaele home run classe 2010 a provare la conclusione. Barriera sdoppiata, portiere che
porta in posizione il difensore. Vediamo l'esito di questa punizione. C'è il salvataggio sulla riga da parte di Pirrera, poi ancora pericolo, si salva con un pizzico di fortuna perché il primo tocco di Maio a portiere battuto e poi il salvataggio sulla riga di Pirrera, che grazia la Sicilia su questa combinazione aveva tirato direttamente in porta Ismaele Omran. Riparte ancora il Veneto, break favorevole al Veneto quando se ne stanno andando via i primi 5 minuti. Buona la combinazione, ancora Veneto in avanti, viene raddoppiato dal numero 10 siciliano Pitrolino. Palla in fallo laterale alto per il Veneto, combinazione cercata con Baccarin, sfuma ancora, però rimane in zona d'attacco permanentemente il Veneto. Dicevo, break favorevoli, infrancato il Veneto anche dall'occasione sfumata di poco qualche istante fa. Rimane riversato nella metà campo siciliana la formazione in bianco. Ora Baccarin fa rimpallare la sfera, poi cerca il triangolo, viene anticipato Cecchin in fallo laterale, ma è decisamente che intanto cominciano le rotazioni. È entrato il numero 10 Luca Cristian per il Veneto, prova ancora il Veneto in avanti ma chiude bene la Sicilia. È costretto il Veneto ad abbassare un pochino all'altezza della sua giocata, ma vedete come subito entrambe le squadre cercano la verticalizzazione. Ora c'è un'iniziativa che viene chiusa della Sicilia, riparte ancora il Veneto, ritmo veramente forsennato, mentre siamo già allo scadere del primo terzo di questo primo tempo. Se ne sono andati volati 5 minuti. Palleggia basso adesso Baccarin, poi cerca, ma il suggerimento in fascia sinistra per Cecchin è troppo lungo. Palla alla Sicilia, cercato il pivot centrale, raddoppio su di lui, prova, si lotta al cannettimento, attenzione, prova il passaggio che avrebbe potuto servire sulla destra, mentre fallo laterale ancora rimessa per la Sicilia, che rimette il muso in avanti, prova con Pitrolino a servire Pirrera, ci riesce, poi la palla gira per Vitello, ancora l'imbucata, non si capiscono i difensori del... Attenzione, tunnel, bella l'azione ma si chiude bene, possibilità di ripartire per il Veneto con il numero 8 che però viene neutralizzato, era Perassetta, viene neutralizzato, fermato ancora in fallo laterale. Si riprende con la battuta, poi Cecchin all'indietro, ancora Luca, ancora Perassetta, prova l'uno contro uno in fascia e prova anche di ritornare il pallone a Cecchin ma non vi riesce. Savarino sulla sinistra, servito invece Luca, ancora cercato qualche errore, attenzione, Sicilia pericolosa, ma ancora possesso palla del Veneto, passaggio troppo lungo, peccato. Buona l'iniziativa di Cecchin, cercava di innescare Perassetta, troppo lungo il suo passaggio. Palla fra l'altro in fallo laterale, non in fallo di fondo, quindi ripresa del gioco, ancora a cercare lungo, protegge Savarino, protegge il pallone, prova ancora il Veneto ad andare avanti, fase di attenzione, perde questo pallone velenoso il numero 5, va al tiro ma si oppone con efficacia Riccardo Ballerini in calcio d'angolo. L'incursione di Vitello che aveva rubato palla a centrocampo, poi si è involato il numero 5 siciliano ma ha trovato l'opposizione del numero 12 tra i pali per la formazione veneta
Riccardo Ballarini in angolo. Lunga per il numero 7, tiro altissimo addirittura che tocca il soffitto, quindi sarà rimessa laterale all'altezza grosso modo di dove la palla ha incrociato il soffitto del palazzetto qui di Bellaria. 0-0 ancora il risultato, mentre siamo entrati negli ultimi 10 minuti, 9-0-4, addirittura sotto ai 9 minuti. Fa buona guardia il nuovo entrato del Veneto Young, che ora passa a Savarino. Savarino il tiro, deviazione, angolo per il Veneto. Partita veramente giocata a buonissimi livelli, a una velocità, con cambi di fronte da una parte e dall'altra. Prova ma viene rimpallato il tiro di Cecchin, poi Savarino gira palla, ancora si appoggia a Cecchin. Luca ha preso tra due, finisce per perdere la palla, ma ancora a volte anche eccessivamente precipitosi se vogliamo. Luca se ne va, finta, viene forse toccato, reclama un fallo da parte di Pitrolino. L'arbitro però non ravvede gli estremi per la punizione, riparte con calma la Sicilia, ancora cercando il centrale. C'è il fallo fischiato al giocatore numero 11 Savarino ai danni del numero 9 Siracusa, Angelo Siracusa, classe 2010 della Sicilia. Sicilia che si appresta a battere quando siamo grosso modo, mancano una manciata di secondi alla metà del primo tempo. C'è il tiro dalla lunga distanza, deviazione sulla schiena di Omran, laterale, fallo alto, palla all'indietro, c'è il tiro, anche questo altissimo, nulla di fatto per la Sicilia. Siamo entrati a -8, 7:59 al termine, quindi siamo esattamente a metà. Attenzione, lo stesso Omran dall'altra parte. Omran però da posizione molto defilata fa partire, riprova a partire la Sicilia, ma l'appoggio in fascia sulla destra è sbagliato. Ancora Luca, serie di finte contro finte, ma un'azione simile, si impapina, poi il Vitello. Ancora Luca, molto agile questo numero 10 Veneto, Cristian Luca, classe anche lui 2010, che ora viene chiamato al cambio. Al suo posto entra Marco Recchia, mentre la Sicilia va a impostare, ancora cercando ma non trovandolo l'uomo isolato in avanti. Lottano corpo a corpo Siracusa e Young. Alla meglio il Veneto, che ora calcia e sta rimessa laterale. In appoggio ancora non è buono lo stop da parte di Omran, palla che viene mandata direttamente lontana da parte della Sicilia. Ancora anticipo Pirrera in fallo laterale, un pochino più Veneto che non Sicilia in questo momento della gara. Sicilia che è un pochettino più attendista, è pronta a ripartire pericolosamente. Forse l'azione più pericolosa è proprio stata nei piedi del numero 5 Vitello, che ha dovuto chiamare a un intervento importante il portiere Ballarini a chiudere, dopo che aveva lo stesso Vitello rubato palla, mi sembra, a Luca a centrocampo, si è involato, quindi è, diciamo, sicuramente l'occasione più favorevole. Però non si risparmiano le due squadre, già entrati nella seconda metà di questa prima frazione di gioco. 0-0 sempre il risultato, ma naturalmente le due squadre non ne vogliono sapere di tatticismi o di eccessivi palleggi, giocano con una certa velocità, spesse volte proprio anche di prima intenzione la palla, quindi qualche volta il passaggio riesce, qualche volta non riesce. Ancora cercato lungo, cerca di controllare la palla Omran, ma il suo controllo non è perfetto, gli sfila la sfera in fallo laterale. 0-0 quanto mancano 6 minuti e 40 al fine di questo primo tempo. Ancora ferma il gioco
Olivotto col numero 2 che è entrato in campo, anche Marco Re, che abbiamo detto, ancora Sicilia che prova, si appoggia molto sulla boa centrale che al momento è Cicciarella con numero 8, ancora Omra anche questa volta ripiega in fase difensiva, è costretto al fallo De Faveri al centro del campo, fallo ai danni del numero 6 Riccardo Maio della Sicilia. Si batterà un calcio di punizione dalla lunga distanza, altro cambio intanto nella Sicilia, rientra in campo il capitano col numero 11 Giuseppe Pio Giuffrida, mentre è Maio che si prepara per battere questo calcio di punizione. Non c'è barlume di barriera, probabilmente Maio calcerà direttamente in porta, ma il portiere veneto Riccardo Ballerini si fa trovare pronto alla parata bassa, raso terra, tiro violento ma centrale, nessuna difficoltà per Ballerini. Ancora riparte la Sicilia, chiusa bene da Omran, attenzione Omran ancora prova in qualche modo Sicilia, Omran ha buona possibilità ma ancora una volta è bravo Riccardo Maio, numero 6, a gettarsi per neutralizzare in fallo laterale il tiro del Veneto. Calcio d'angolo, no, difatti era fallo laterale, cercava di guadagnare l'angolo. Ancora Omran servito, poi sulla sinistra per Olivotto, Omran ancora nell'1 contro 1, attaccato, perde lucidità, è costretto a far passare il pallone verso Olivotto ma si perde in fallo laterale. Sicilia adesso in avanti, 1 contro 1, duelli accesi, prova, in parte era riuscito Cicciarella ad andarsene, però poi lo spazio si è chiuso e il portiere è riuscito ad anticiparlo senza problemi. Ancora Cicciarella, preferisce appoggiarsi indietro al capitano Giuffrida. Cicciarella, ancora Giuffrida, prova ancora sulla sinistra di prima intenzione ma Cicciarella viene anticipato, poi ancora servito Omran dal fondo, una prima conclusione, poi è bravo Giuffrida quasi da terra a mettergli comunque il pallone. Attenzione, frettolosamente, ma troppo frettolosamente dice l'arbitro, per cui cambio di rimessa per la Sicilia. Dicevo, è stato molto bravo, ha tentato la battuta a sorpresa la formazione veneta, però l'arbitro ha punito questa eccessiva palla ancora lunga. Intanto viene tagliato fuori Giuffrida dal bel movimento di Omran, che si dà un grande affare soprattutto in avanti ma naturalmente anche dietro. Intanto cerca e riesce il Veneto a guadagnare un pallone, poi fasi ancora concitate, buono il colpo di tacco di Luca, poi chiama un po' alla calma la formazione veneta, perché naturalmente giocando a così alto ritmo è facile che naturalmente anche errare. Bella ancora l'uscita, attenzione Luca, ancora palleggio elegante ma non serve subito nella corsa per Assetta. Prova Omran dalla parte sinistra, attenzione, palla al centro, ancora una volta riparte, opportunità 3 contro 2 per la Sicilia, va al tiro e c'è, mi sembra, anche una deviazione. Ancora Ballerini impegnato un paio di volte, ancora più della porta, ha preferito centralmente andare al tiro la Sicilia, guadagnando un calcio d'angolo, mentre il cronometro si ferma a meno 4 minuti e 12 secondi. Time out richiesto dalla formazione siciliana. Effettivamente mi ero anche preparato alcune altre considerazioni, comunque ne approfitto per ricordare appunto che il Veneto è arrivato a questi quarti di finale con 2 vittorie nette, pulite, 8-0 contro l'Umbria e 6-2 contro la Liguria, nel girone D, un girone a 3 squadre,
quindi il bottino per la formazione veneta è di 14 gol realizzati e 2 subiti. Ancora meglio da un punto di vista di gol subiti è la Sicilia, che vincendo 2-0 contro la Campania e 7-1 contro il Molise ha fatto sì meno gol, 9 anziché i 14 dei veneti, ma ha subito una sola rete proprio nell'incontro contro il Molise, finito per 7-1. La Sicilia, che era arrivata seconda ma solo per differenza reti, perché anch'essa a punteggio pieno dietro la Calabria, che oggi sta giocando il suo quarto di finale al Carisport di Cesena contro la Puglia. Ecco, detto questo, un po' per ricordare, le due squadre fino a questo momento sono ancora ferme sullo 0-0, si stanno affrontando senza esclusione di colpi ed è piacevole, anche se naturalmente questo volte può comportare qualche errore di misura, qualche errore di giustezza. Sì, si dovrebbe riprendere così com'è d'angolo a favore della Sicilia. L'arbitro ha chiesto scusa, c'è questo tentativo che per poco non inganna il portiere, ma ancora è bravo a reagire. Attenzione, buona posizione, ma ancora respinta di Cecchin. Ancora Sicilia in avanti sulla destra, va al tiro e ancora c'è la deviazione di Cecchin. Break favorevole alla Sicilia, che per poco non riusciva a trovare il guizzo del gol su un calcio d'angolo deviato, poi presentatasi la palla proprio davanti alla porta veneta. Attenzione, 1 contro 1, poi c'è il tiro murato ancora dall'efficace Cristian Luca. Ancora Sicilia che ora rifiata un attimo cercando una giocata un pochino più razionale, ma il Veneto ruba palla, poi riparte con Cecchin, ancora con Luca sulla sinistra, 1 contro 1. È sicuramente un giocatore in grado di poter anche vincere il duello diretto. Si incarta un attimo Pirrera, corpo a corpo ora con l'esperto Vitello, ma è tambureggiante l'operazione del Veneto, che però sbaglia in questo momento. Veneto comunque coperto, addirittura raddoppiato, e Vitello costretto al passaggio indietro, prova ad andarsene via sulla sinistra, c'è una ostruzione, l'arbitro dice che va bene, rimane a terra infortunato, leggermente infortunato, speriamo non si tratti di nulla di grave per Tommaso Cecchin. Comunque la palla poi è finita in angolo, quindi Sicilia chiede il cambio. Tommaso Cecchin probabilmente ha ricevuto un colpo basso, rientra con il numero 7 Ismaele Omran, ancora battuto in rasoterra parallelo alla linea di fondo questo angolo. Si muove anche l'ultimo giocatore della Sicilia, il numero 7, prova l'1 contro 1 per caricare il tiro, addirittura 2 su di lui, prova la giocata ma ancora a buon gioco la difesa del Veneto, che poi rimpalla, fa partire dalle mani del portiere Ballarì un tentativo lungo. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco, 2:36 al termine, 0-0 rimane il risultato. Ricordiamo che se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse terminare in parità, si procederà direttamente ai tiri di rigore senza supplementari. Ancora prova il Veneto, attenzione, ultimo uomo Olivotto, viene interrotta il suo tentativo di traiettoria in avanti alla battuta Young. Ancora Omran che cerca ma non trova lo spazio per girarsi, prova a ripartire la Sicilia con scarico all'indietro, poi ancora cercato Vitello, ha un controllo non completamente efficace e la palla ancora sfila in fallo di fondo. 1:56, ancora risultato fermo sullo 0-0. Omran dalla parte opposta, dove si fa trovare pronto Baccarin,
deviata la palla, sarà fallo laterale per, intanto è rientrato in campo anche Maio, il numero 6. Baccarin scarica per Perazzetta dalla parte opposta, non si fida la Sicilia perché Omran comunque è sempre in agguato, riparte con calma. Intanto c'è un blocco ai danni di Pirera non rilevato dall'arbitro, raddoppio ancora del Veneto con Perazzetta che va al tiro ed è chiamato a un bel intervento con deviazione in angolo Matteo Maria, estremo baluardo, portiere del Veneto. Palla lunga ancora per Omran, ultimo uomo, attenzione, 1 contro 1, prova l'1 contro 1, non lo perde, attenzione, possibilità per la Sicilia, ancora spara, la conclusione di Pirera centrale, si smorza sul petto di Ballerini, ancora si sta dimostrando, attenzione, rischia ancora un pochino il Veneto, però è la Sicilia che ancora si impossessa del pallone, attenzione, lancio a rete, però è chiuso, ma l'arbitro vede l'infrazione di gioco, addirittura c'è l'ammonizione ai danni di Omran quando mancano manca veramente pochissimo, ma la Sicilia dovrà battere questo calcio di punizione per fallo commesso da Omran, che è stato anche ammonito ai danni del numero 10 Pietrolino. Siamo proprio sulla riga, l'arbitro fa retrocedere di circa 1 metro dalla riga dell'area, poi pone naturalmente canonici 5 metri la distanza. Vediamo come la Sicilia sfrutterà praticamente allo scadere del primo tempo questo calcio di punizione. 2 uomini in barriera, attenzione, e c'è il gol di Pirera su questo calcio di punizione, forse leggermente sorpresa il Veneto in questa circostanza, 2 uomini in barriera, la palla è andata sull'esterno. E c'è il vantaggio quindi della Sicilia quando ha meno 5 secondi. Prova il Veneto in avanti, chiude la Sicilia, mancano 4 secondi al termine. Prova in questi veramente 4. Omran ancora stretto tra 2, conquista palla e riceve fallo, numero 10 in uscita. Si lamentano un po' i giocatori del Veneto, ma mi sembrava che il fallo in uscita, siamo a 3 secondi dal termine. Sicilia che ha sfruttato, era stata probabilmente fino a questo momento la squadra che aveva ottenuto le occasioni migliori. Palla intanto si è persa in fallo laterale, sarà rimessa Veneto. Un secondo e 79, mentre c'è ancora un giocatore del Veneto a terra, quindi veramente ghiotta l'occasione c'è il pallone che tocca, quindi sarà fallo laterale per il Veneto. Il tentativo di rilanciare proprio per far trascorrere quest'inizia di tempo che ancora manca al termine della partita. Pochissimi secondi, attenzione alla Sicilia ancora pericolosamente in avanti, poi chiude in fallo laterale. Siamo a
e c'è il fischio finale. Si chiude così la prima frazione di gioco con la Sicilia di stretta misura in vantaggio grazie alla rete realizzata da Pirrera a 5 secondi del termine su calcio di punizione, una punizione un po' contestata da parte del Veneto, ma per me ci stava tutta. Poi naturalmente c'è stato anche il cartellino all'indirizzo di Ismaele, home run, partita vibrante, giocata a buon ritmo, quindi 10-15 minuti di intervallo per noi. Poi ci risentiamo tra poco per le immagini di questo secondo tempo tra Veneto e Sicilia. Sicilia in vantaggio 1-0. A dopo.
Ed eccoci nuovamente in collegamento in diretta dal Palazzetto dello Sport di Bellaria, Igea Marina. Come ho detto in apertura, una ridente, bellissima cittadina proprio sul mare. Ci troviamo a forse neppure 1 chilometro dal mare. Le squadre stanno facendo il rientro in campo. Ricordiamo ancora, per chi eventualmente si mettesse in collegamento solamente ora, che siamo sul campo di Bellaria, dove è stato giocato il primo tempo tra Veneto e Sicilia. La Sicilia ha chiuso proprio allo scadere della prima frazione di gioco in vantaggio grazie alla rete realizzata da Pirera, quando mancavano meno di 10 secondi al termine. Un pochino più Veneto in questa prima parte di gara, anche se l'occasione migliori le ha avute proprio la Sicilia, ed è stato bravo Ballerini almeno in un paio di circostanze a chiudere la porta veneta alla Sicilia, che ripeto, sfruttando anche con un, consentitemi, anche con un pizzico forse di disattenzione sul calcio di punizione, forse la barriera o comunque anche il portiere, che in altre circostanze era stato molto efficace. Insomma, il tiro comunque da parte di Pirera è stato forte, preciso, mirato, e quindi conclusione veramente importante, con il Veneto naturalmente che ha subito il colpo, perché prendere un gol proprio allo scadere proprio non ci vuole. Detto ciò, diciamo che in generale le due squadre si stanno dando battaglia senza esclusione di colpi, ritmo vertiginoso. Questo comporta, lo dicevo prima, con il nostro tecnico, cameraman, operatore Massimiliano Pontellini. Ricordiamo anche alla regia invece abbiamo Vittorio Cicchetti. Dicevo, questa velocità di esecuzione, questa a volte frenesia di completare l'azione porta anche inevitabilmente a degli errori di misura, degli errori di giustezza nei passaggi, e quindi con cambi di fronte da una parte e dall'altra. Ha fatto un pochettino di più il Veneto, ha cercato un pochettino di più il Veneto, mentre invece la Sicilia è stata un pochino più attendista e pronta al rilancio, appoggiandosi sempre centralmente sulla boa centrale, e quindi vedremo se appunto nei 15 minuti effettivi rimanenti, calcio d'inizio, partita la Sicilia che chiaramente psicologicamente molto rinfrancata dal vantaggio, Veneto che non deve lasciarsi scoraggiare da questo esiguo vantaggio, ha nelle sue corde e nei suoi giocatori, nella sua rosa, degli elementi importanti che in grado di saper fare giocate sopraffine. Attenzione, Baccarin si allunga la palla, poteva essere forse sfruttata meglio questa possibilità, si era in un 3 contro 1. Sicilia che ancora in avanti prova, ma chiude il Veneto, partito decisamente bene, si ribalta in avanti la formazione in maglia bianca, ma viene contratto ancora Perazzetta in fascia. Palla bassa, portiere Ballerini cerca la soluzione, prova ancora Omran. Ismaele sicuramente uno dei giocatori più forti, soprattutto in attacco, anche se naturalmente aiuta spesso e volentieri i propri compagni anche in fase difensiva. Qui alla mia destra ho un folto gruppo di tifosi veneti che stanno cercando di spingere la propria squadra al pareggio. Ci prova ancora, ma è molto, attenzione, pressante, prova ad andare avanti Cicciarella, niente, il pallone viene interdetto dalla difesa veneta, e il Veneto che prova ancora a ripartire. Veneto in avanti, protegge la palla ancora poi Ismaele, poi c'è il tiro alto da buona posizione, era riuscito comunque a difendere al limite del fallo il pallone Omran, poi la conclusione invece di Recchia è stata alta, riparte in contropiede Cicciarella, nulla di fatto, prova un tiro ma da posizione molto defilata e anche precario equilibrio, nulla di fatto. Riparte ancora il Veneto,
Basso trova sulla tre quarti questa buona giocata, buono ancora, buona l'azione, ci mette il piede Maria che ribatte in fallo laterale. Decisamente partito a testa bassa il Veneto in questi primi 2 minuti di gioco scarsi, siamo ancora a meno 13, palla che gira all'indietro per Savarino, poi ancora Omran, Savarino scarica e poi parte, poi rinuncia, Omran in avanti, cerca la Filippi, Cavini riesce, bravo a girarsi per Azzetta, ma trova l'opposizione di Maria nella stessa porta in cui il Veneto, attenzione, intanto c'è il tiro, c'è il pareggio di Omran sul tap-in, la non trattenuta da parte di Maria sul primo tiro di Perazzetta mi pare, e c'è quindi il gol del pareggio. E sentite come si scatenano quando siamo a meno 12,50 del secondo tempo, il pareggio di Omran. 1-1 quindi subito. Stavo dicendo appunto che il Veneto è partito a testa bassa e quindi non mi sbagliavo in questa considerazione, e il pareggio è arrivato dopo neppure 3 minuti di gioco, dopo 2 minuti e mezzo, neppure, dopo che già era stato ancora. Intanto attenzione, finta, si impappina un attimo, poi passaggio all'indietro, ancora Omran, servito da un delizioso assist di Perazzetta, e ribalta nel giro di neanche 3 minuti il risultato qui al palazzetto di Bellaria. Sicilia un po' sconvolto perché nel giro di pochissimi minuti, se escludiamo chiaramente il break dell'intervallo, la Sicilia si è trovata in vantaggio. Però attenzione, ora si stende bene la Sicilia, poi viene raddoppiato ancora dal fondo, la palla attraversa tutta la linea di porta con il portiere fuori causa, con il passaggio a fil di porta veramente di Pirera, ma Siracusa era al centro dell'area ma non ben appostato per definire in rete. Partita che non è mai stata stanca, e naturalmente sul finale del primo tempo e in questo inizio di ripresa si è ravvivata, con il Veneto appunto che è riuscito subito a non solo riportarsi in parità, ma addirittura portarsi in vantaggio con una doppietta del giocatore numero 7, Ismaele Omran, doppietta per lui. La Sicilia però ci prova, troppo lungo il passaggio del capitano siciliano Giuffrida nel tentativo di cercare Vitello. Riparte il Veneto che comunque non sta assolutamente rallentando. Ancora bella combinazione, attenzione, Luca sulla sinistra, evita un avversario, mette al centro, ancora pretende forse un po' troppo, però non era ancora maturo il passaggio per Diong, che si era portato al centro della difesa siciliana. Prova a ripartire, ma attenzione, ancora Veneto, sbaglia però il passaggio determinante in appoggio esterno Cecchini. Si salva in questa circostanza la Sicilia quando siamo già vicini ai meno 10. 2-1 per il Veneto. Prova ancora la Sicilia, bella ariosa questa manovra, ma il pallone, oltre che non essere definito in rete dal lungo giocatore siciliano Angelo Siracusa, col numero 9 era uscito oltre il fallo laterale in fascia destra. Ancora Sicilia in avanti, attenzione, bella l'azione, ma ancora una volta poi l'arbitro fischia successivamente un calcio di punizione a favore della Sicilia,
aveva ripreso il gioco il Veneto con fallo laterale, ma l'arbitro aveva atteso l'esito della giocata in fascia da parte di Pirrera, ma che aveva ricevuto anche fallo, quindi si riprende col calcio di punizione a ridosso di centrocampo, prova ad andarsene Pietrolino, viene chiuso, fallo laterale, non riusciamo ad avere perfetta la visuale sulla fascia laterale qui sotto la nostra postazione. Molto bello il palazzetto, molto no, intanto di nuovo dalla parte opposta ancora Pirrera subisce fallo sacrosanto, anche se non mi sembrano d'accordo i tifosi qui al mio fianco del Veneto. Calcio di punizione ancora per la Sicilia, che si è decisamente ripresa, sta un pochettino riprendendo le misure, ma stordita dall'1-2 pugilistico inflitto dal Veneto, che nel giro dello stesso minuto a meno 12,50 e meno 12 e 15, meno 20, quindi nel giro dello stesso minuto si è portata in vantaggio 2-1. Ora seguiamo questa punizione, rinuncia al tiro, poi ci prova invece Maio, ribattuta la sua conclusione, se ne va via Luca, strattonato ancora Luca, vince il primo vantaggio, poi lascia sfilare la sfera Pirrera, il fallo di fondo, si riprende dal basso, attacca alta il Veneto, poi la Sicilia esce bene con Pirrera all'indietro, ancora Pirrera servito lungo linea, perde il pallone, un po' sconsolato il numero 7 siciliano, autore del gol su punizione che aveva portato al vantaggio momentaneo. Attenzione, la Boa si lotta accanitamente e questa volta il calcio di punizione viene assegnato al Veneto per fallo ai danni di Cecchin da parte proprio di uno sconsolato Pirrera, e quindi il calcio di punizione. Da un punto di vista di computo dei falli, il tabellone ci dice 2 falli già per il Veneto in questo secondo tempo, 1 per la Sicilia. Calcio di punizione è Luca, mi sembra sulla palla. No, vediamo anche qui barriera chiaramente sfalsata, no, non è Luca la battuta. Vediamo il tiro, c'è la deviazione, tiro efficace, guadagna solo un calcio d'angolo. Era stato Olivotto col numero 2 a battere questa conclusione. Calcio d'angolo largo, prova la volée di prima intenzione Cristian Luca senza resa, fallo laterale, riparte ancora ordinatamente la Sicilia, prova ad andarsene via al numero 10 ma viene fermato. Attenzione, c'è il tiro, mi sembra sporcato, sì, si tratta di calcio d'angolo. La conclusione di Cecchin è stata smorzata in angolo, ancora un altro angolo per il Veneto, finta poi il tiro di Olivotto, ancora Eong prova a trovare senza successo, se ne va via, viene trattenuto. Forse ci potrebbero essere quasi gli estremi del fallo, perché Pietrolino è stato trattenuto a lungo. Cambio ancora, rientra Ismaele Omran con numero 7, mentre ancora ci riprova Pirrera ad azionare, prova l'1 contro 1 ma perde, attenzione, pericolosamente Luca per Ismaele, poi ancora possesso palla del Veneto che ha un break favorevole, rischia qualcosa nell'1 contro 1 e Young Leonardo, che poi non può far altro che mandare la palla in fallo laterale regalandola ancora alla Sicilia. Anticipo al limite del fallo, Omran ancora tiene il controllo della palla, viene poi servito in una posizione un po' calcistica, Recchia sotto porta e il lancio poi velocissimo del portiere Maria, però non trova pronto la coordinazione il compagno di squadra Siracusa al centro dell'area. Ancora lancio lungo, controllo di Omran che fa a sportellate, riesce in diagonale di sinistro
a tirare ancora verso la porta. La sua conclusione lambisce il palo lontano, ma si perde sul fondo. Siamo già passati sotto ai 10 minuti di gioco, ancora l'1 contro 1 non possibile. Attenzione, Luca in vantaggio ma spreca, poi il pallone ancora per Recchia, finisce a terra, forse un po' troppo prima. Il fallo ci poteva anche essere, ma un po' troppo affrettatamente si è gettato a terra Recchia, quindi l'arbitro si concede solo il fallo laterale. Pallone da una parte all'altra ancora, e dalla posizione favorevolissima è proprio Recchia, servito dal fondo campo da un compagno di squadra a fallire il bersaglio grosso. Ancora Recchia che lotta, c'è il palo su deviazione, sul tiro ancora di Luca Cristian, vicinissimo al terzo gol il Veneto, con Luca Cristian che ancora prova, questa volta forse pretendendo un po' troppo, e chiede il cambio. Scende Cristian Luca, rientra Nicolò Perazzetta, vicinissimo. Attenzione, ancora Recchia, prova a restituire la palla a Omran, errore di valutazione. Dicevo, vicinissimo quando siamo a 7 minuti e 50 e c'è il time out, questa volta chiesto dalla formazione siciliana, quando siamo a metà del secondo tempo, con il Veneto pericolosamente ancora in avanti, con Recchia che prima si è divorato un autentico gol mettendo la palla veramente a fil di palo a porta spalancata. Poi successivamente nello stesso minuto la conclusione dalla media distanza da parte di Cristian Luca, che però si è stampata sul palo. Si è salvata quindi in un paio di circostanze con un pizzico di fortuna anche, se vogliamo, la Sicilia, che comunque rimane in partita anche se metà del secondo tempo se n'è già andata. Restano ancora comunque 7 minuti e 50 da giocare in questa seconda frazione di gara, con il Veneto in vantaggio, saldamente dico in vantaggio, perché comunque ha una maggior foga agonistica e chiaramente non sta giustamente difendendo l'esiguo vantaggio, ma sta cercando appunto di aumentarlo, impinguarlo per poter mettere veramente la parola fine a questo incontro di quarti di finale. Ancora un controllo non positivo da parte dei giocatori siciliani, riparte il Veneto, triangola bene, poi perde la palla Recchia. Attenzione, possibilità, ma ancora Recchia, bravo prima a sbagliare, bravo per modo di dire a sbagliare, ma poi bravissimo a recuperare e a chiudere un tentativo di triangolo della Sicilia. Ancora attenzione, ce ne va via il 7 e ancora mi sembra questa volta la deviazione sia stata di Savarino in calcio d'angolo su tentativo di Pirrera. Lo stesso Pirrera va al corner per cercare la deviazione di Cicciarella, che c'è ma ancora chiusa in angolo. Ancora il duo Pirrera-Cicciarella, vediamo se ancora si batterà. Cicciarella restituisce il pallone a Pirrera che calcia da posizione defilata verso la porta. Bravo Ballerini a farsi trovare Pontolo, a mettere un fallo laterale dalla parte opposta. Ancora Sicilia in avanti col capitano, poi ancora largo la giocata del numero 7 Pirrera che viene marcato, poi c'è il tentativo, vediamo, sì, Cicciarella guadagna il fallo laterale in porzione d'attacco, rimane riversata nella metà campo veneta la Sicilia che allarga il gioco. Ancora sulla destra, servito bene, ma è bravo, questa volta fa molto bene Giuffrida, fase di impostazione, poi si fa soffiare il pallone dal portiere Ballerini. Pallone ancora all'indietro, c'è il tiro da parte di Vitiello dalla lunga distanza, ma non impensierisce il portiere. Controllo difettoso di petto da parte di Omran che regala ancora il pallone alla Sicilia. Sicilia che dopo il time out chiesto dall'allenatore Cristian Terranova, ma è ancora pericolosamente il Veneto che ora
sta un pochettino arretrando il proprio baricentro, con la Sicilia che prova ancora con Cicciarella ad andarsene, ma viene chiuso ancora in fallo laterale. Sta veramente spingendo, perché stiamo entrando, siamo vicini agli ultimi 5 minuti di gara, con la Sicilia che deve assolutamente cercare il gol, e c'è il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore col numero 5 Vitello della Sicilia. La palla è stata spostata di un soffio dal giocatore del Veneto, che rimane a terra. Ancora l'arbitro non aveva consentito l'ingresso, vediamo di chi si tratta. È riuscito a toccare quel tanto che basta il pallone per spostarselo, e non ha potuto far altro Gabriele Pio Vitello, numero 5, di entrare in maniera irregolare, fallosa sul numero, vediamo, non riusciamo a scorgere il numero, mi sembra, sì, numero 8, Perazzetta Nicolò, che abbandona temporaneamente il campo. Speriamo non si tratti di nulla di grave, d'altra parte uno scontro di gioco, un colpo alla caviglia. Prova Cicca, però attenzione, pericolosamente il pallone il Veneto, ma poi si ricompone in difesa. Attenzione, Omran ancora per poco riesce a portare via il pallone al capitano Giuffrida, ma lo stesso Giuffrida poi si porta la sfera oltre la linea del fallo laterale. Riprenderà il gioco il Veneto. Ancora fermata il lancio lungo del Veneto, prova ancora, attenzione Giuffrida, Cicciarella, poi ancora fallo laterale. Momento già da un paio di minuti, sì, c'è questa battuta frettolosa, poi c'è il colpo di testa da parte di Luca, che mantiene un pallone, cerca di farlo pervenire ancora Omran in avanti, ma ora è sicuramente un momento favorevole alla Sicilia. Il Veneto sta comunque chiudendo ogni spazio, anche se un paio di interventi Ballarini è stato costretto ad effettuarli per chiudere la propria porta e difendere questo streaming sito 2-1, ma ultimamente è chiaro che la Sicilia sta mettendo attenzione pericolosamente l'1 contro 1 tra Giuffrida, capitano, e Omrano. Un bel duello viene vinto dal siciliano, sfuma quindi la possibilità per il Veneto, che però riparte da dietro da Olivotto, poi Luca per Young, ancora lungo fascio per Omran, neutralizzato ancora una volta da Giuffrida. Quindi si riparte proprio dai piedi di Pitrolino in avanti, non trova nessuno la conclusione di Pirrera, sembra un attimo essersi spenta la furia agonistica della Sicilia, che aveva messo un po' a ferro a fuoco la difesa. Attenzione, errore ancora da parte della Sicilia, abbastanza grossolano, sul quale per poco non ne approfittava Young, che adesso è bravo in scivolata a neutralizzare in fallo laterale la ripartenza della Sicilia. Ancora Giuffrida, palleggia, cercato Giuffrida di prima intenzione da Pitrolino, palla in fallo laterale, altra palla regalata al Veneto, che ora cerca con ordine di partire. Errata la chiusura di triangolo da parte di Young. Siamo entrati nel frattempo negli ultimi 5 minuti, buona la lavorazione palla di Young, però la sua conclusione è decisamente fuori porta. Ancora passaggio sbagliato, 2 contro 1, Luca vince l'1 contro 1 con un rimpallo, poi gli si oppone Pirrera efficacemente in fallo laterale. Ora rimette un po'
il muso in avanti il Veneto, ancora sbagliato però l'appoggio, accorre Luca a dar manforte ai propri compagni mentre si apre un corridoio chiuso da Emran, poi il secondo tentativo di Capitan Giuffrida di sinistro, largo alla destra della porta, difesa da Ballerini. 3 minuti e 47 al termine, mantiene la palla Omran per il numero 6, ancora Omran, lavora, poi scarico all'indietro per Olivotto. Luca cerca di tacco, di servire Recchia ma non riesce, riparte ancora Sicilia, attenzione, il pallone viene neutralizzato. Giuffrida aveva fatto tutto bene e tentato di mettere un pallone orizzontale al centro del cuore della difesa veneta, ma ancora il Veneto si salva in fallo laterale. Palla all'indietro per Pirera dalla lunga distanza, 1 contro Omrani, il suo tiro è smorzato, poi prova a girarsi su se stesso in una piroetta efficace Matteo Pitrolino, guadagna un angolo quando mancano 3 minuti e 16 secondi al termine della gara, con il Veneto in vantaggio per 2-1. Attenzione, una carambola, questa volta un pizzico di fortuna anche aiuta il Veneto, che va alla ripartenza cercando il lungo Omsran, ma si è subito dalla parte opposta, prova il tiro Cicciarella, Murato va a battere Pitrolino in combinazione con Cicciarella, ma preferisce passare all'indietro al capitano Giuffrida, che ha già fatto arrivare il pallone a Pirera, ancora Giuffrida, tiro largo di sinistro del capitano siciliano, nulla di fatto dalla parte opposta. Giuffrida ancora ad anticipare, Omran chiede palla lunga e ora il time out a 2:52 dal termine, chiesto questa volta dalla formazione veneta che ha, diciamo, contenuto gli attacchi della Sicilia predominanti in questo secondo tempo, anche se non dobbiamo negare al Veneto la possibilità. Ha avuto un paio di occasioni con Recchia che ha sparato a lato di pochissimo a porta spalancata, e poi pochi secondi dopo il tentativo del numero 10 Cristian Luca, che si è stampato sul palo, quindi sventato il pericolo di andare sotto addirittura di 2 gol, perché appunto il gol divorato da Recchia è stato piuttosto evidente, e poi il palo sfortunato di Luca che avrebbe potuto sancire addirittura il 4-1, risultato che però rimane molto in bilico quando si è ripreso il gioco, 2 minuti e 50 al termine, ancora però è bravo a destreggiarsi Omran, ancora una volta però pallone alto sopra la traversa. Non si intendono ancora i giocatori siciliani, Pitrolino direttamente in fallo laterale nel tentativo di servire in fascia destra un compagno. Veneto alla battuta, si appoggia sempre centralmente su Omar, raddoppiato ora Giuffrida, largo per Pitrolino in avanti, errore Marchiano, poi dalla parte opposta Omar cerca ancora la conclusione, para saldamente Maria, riparte ancora Recchia, molto poliedrico questo numero 6 che, seppur fallito un'occasione, attenzione, intanto è costretto, il pallone poi rimpalla sul petto, la porta è vuota, Omran poi smorza di testa e poi Ballerin subito in avanti con la deviazione ancora una volta in fallo laterale di Pitrolino, e poi ancora il tiro di Omran e il
tentativo di tap-in da parte di Rec. Si gioca veramente, sono pochi i tifosi del Veneto, ma stanno facendo un baccano incredibile, mentre manca meno di 2 minuti al termine. Veneto veramente, come si dice usando un termine ciclistico, addirittura d'arrivo, ma Sicilia che non molla. Attenzione ancora, servito, ma chiude bene il capitano. Attenzione, 3 contro 2, palla sulla destra, sulla sinistra, pardon, e il tiro di Pietrolino che si stampa sul palo, anche se è un palo esterno, quindi poi palla sul fondo. Forse l'occasione più nitida di questa seconda parte di gara alla Sicilia, con il Veneto ora che rallenta. Siamo a 1 minuto e 30 dal termine, 1 minuto e mezzo, ancora poco per la Sicilia, poco tempo per la Sicilia per trovare il gol del pari. Ancora passaggio fuori misura direttamente in fallo laterale e poco anche per il Veneto per esultare. Attenzione, intanto ancora un corpo a corpo interessante tra Omran e dalla parte opposta cerca di andarsene nell'1 contro 1, viene raddoppiato da Luca e l'arbitro che è il signor Majorana della sezione di Faenza nota il fallo nel raddoppio ai danni di Pietrolino e assegna questo calcio di punizione a 1 minuto e 09 dal termine, sul risultato ancora in bilico ma in vantaggio per il Veneto per 2-1. Vediamo Pirrera che va al tiro, ancora attraversa, poi home run per Luca. Luca porta la palla, prova il tiro dalla lunga distanza facendo andare il cronometro sul minuto secco al termine. Ancora home run stremato, neutralizza una ripartenza della Sicilia fortunata in questa circostanza. Nella circostanza precedente il Veneto, attenzione intanto perché ancora la Sicilia riesce comunque in un modo o nell'altro Pietrolino a portarsi il pallone in avanti. Dicevo, Pirrera ha colpito l'incrocio dei pali sul calcio di punizione assegnato dall'arbitro. 45 secondi al termine, ancora il tiro, c'è una deviazione, vediamo l'arbitro. Il portiere Ballerini prova a guadagnare un fallo di fondo, ma è angolo per la Sicilia. Probabilmente ancora una deviazione, poi Omran dall'altra parte viene anticipato da Pirrera in fallo laterale. 35 secondi, palla ancora in avanti, chiusa. Attenzione, 3 contro 2 per la Sicilia. Attenzione, prova il tiro, 11 contro 11. Giuffrida trova l'opposizione di Savarino, sarà angolo a 26 secondi dal termine per la Sicilia che si getta in avanti non sfruttando fra l'altro il portiere volante. Prova a chiudere in questa maniera la Sicilia, ha colpito 2 volte il palo, un palo esterno e un palo a incrocio dei pali. Dalla parte opposta ancora Luca si impossessa del pallone, lo tiene, lo fa carambolare sui piedi di Pirrera, ma l'arbitro non assegna il corner. Ancora 9 secondi di speranza per la Sicilia che però perde palla a centrocampo, alimenta dalla parte opposta, c'è il tiro ciccato ma il portiere anziché spedire in avanti e poi c'è il fischio di chiusura. Il Veneto batte la Sicilia 2-1, soffre perché in chiusura la Sicilia colpisce 2 volte i pali della porta veneta, quindi con un pizzico di fortuna il Veneto agguanta le semifinali. Merito comunque, onore e merito alla Sicilia che si era comunque classificata a punteggio pieno nel proprio girone, seconda alla Calabria solo per differenza reti. Sicilia che si era portata in vantaggio nel primo tempo con un gol sul calcio di punizione a meno 5 minuti a 5 secondi, 50 secondi dal termine del primo tempo, ma il rientro in gara della formazione veneta è stato veramente
fulminante, perché nello stesso minuto, al secondo minuto di gioco, prima con Omran e poi sempre con Omran, Ismaele Omran, numero 7, ha ribaltato il risultato e ha avuto anche un paio di occasioni colpendo un palo pure il Veneto con Luca, e quindi partita combattutissima, però va avanti il Veneto sulla Sicilia, che lascerà quindi la Romagna dopo questa sconfitta di stretta misura, più che onorevole assolutamente, da parte della formazione siciliana, che abbandona con la propria formazione under 15 il torneo delle regioni 2025. Mi sembra non ci sia altro da aggiungere, partita, ripeto, combattutissima, battagliata, ben diretta, quindi per il momento chiuderei questo collegamento dal palazzetto di Bellaria, poi a risentirci per chi vorrà seguirci tra circa 40 minuti alle 11:30. Andrà in scena, forse un pochino slittata come orario d'inizio, la gara dell'Under 17, sarà la seconda gara della giornata qui a Bellaria, dove vedremo affrontarsi nella categoria Under 17 ancora la formazione del Veneto, questa volta opposta alla Calabria. Quindi Daniele Magnani vi saluta momentaneamente. Se il tecnico e il nostro regista vogliono mantenere ancora per qualche istante le immagini sui festeggiamenti naturalmente che i giocatori del Veneto stanno effettuando qui davanti ai propri tifosi posti alla nostra destra, che fanno un baccano infernale, e vedete voi. Comunque questo è quanto dal primo esito del quarto di finale qui di Bellaria. Avanti il Veneto, eliminazione per la Sicilia. È tutto per il momento, a più tardi.